Benvenuti al giovedì prima di tutto. Come avrete letto anche dagli annunci apparsi su tutte le testate giornalistiche, questo è l'ultimo prima della pausa estiva. È un appuntamento importante che segna anche un cambiamento all'interno di Prima Cassa FVG, l'istituto di credito che ha fortemente voluto 3 anni fa ormai questa manifestazione, questa iniziativa, come omaggio al territorio, come restituzione dell'impegno della comunità del Friuli Venezia Giulia verso la stessa comunità. E in che modo vuole restituire questo impegno? Offrendo degli incontri come quello di questa sera che possano diventare degli spunti per delle riflessioni importanti sulla vita, sulla quotidianità, sull'attualità, su tutto quello che ci riguarda, con un occhio di riguardo a quanto accade nel nostro territorio o è accaduto nel nostro territorio, che ha lasciato un segno, che in qualche modo ci può insegnare qualcosa, comunicare. Si sa che oggi il tempo che abbiamo a disposizione è sempre poco, non si riesce a fare tutto quello che si vorrebbe. Però ritagliarsi dei momenti, e questo è il messaggio che Prima Cassa appunto vuole lanciare, per riflettere, per pensare, per ammirare, per farsi emozionare, è quasi doveroso nei nostri confronti e anche nei confronti della nostra terra e dei suoi protagonisti. Quindi continuiamo con l'appuntamento di questa sera in questo percorso che è sempre più partecipato e la cosa ci riempie di gioia ovviamente, è itinerante per chi per la prima volta questa sera ci avesse raggiunti, cerchiamo di toccare un po' le principali piazze della nostra regione in modo tale che anche chi non volesse spostarsi più di tanto può partecipare appunto ai nostri incontri. Questa sera parliamo di passioni. Il nostro Friuli Venezia Giulia è una regione che spesso si è dimostrata aspra, ostile, difficile e che però ha fornito a molti, nonostante queste sue caratteristiche, la possibilità di raggiungere dei sogni, di sfidare la natura, di coronare anche delle importanti ambizioni. E questo con cosa? Con delle caratteristiche intrinseche sia del nostro territorio ma anche del carattere dei suoi abitanti, della nostra comunità, con determinazione, con talento, perché talento ce n'è da vendere, e soprattutto appunto con la passione. Abbiamo scelto 2 protagonisti. Uno è il figlio di colui che è stato grande protagonista e interprete, in particolare appunto della sua passione, e ha voluto raccontare quello che il padre ha fatto con grande determinazione, raggiungendo anche ambiziosi traguardi. Un'ambizione o comunque una passione che per cause avverse, della natura in questo caso, una mareggiata, gli sono state fatali. Il figlio aveva 4 anni all'epoca, quindi si ricorda ben poco di quello che accade. Un padre molto impegnato per questa passione, oltre che per il suo lavoro ovviamente, era ingegnere, progettista e il 4 aprile del 1988 perse la vita durante una regata. Aveva sfidato in qualche modo il mare, non era da solo ovviamente, era insieme a grandi personaggi, cito fra questi Giovanni Soldini, e ci fu una mareggiata. Soldini interruppe la sua attività perché in quel momento appunto dovevano esserci dei cambiamenti. Questa mareggiata fece capovolgere l'imbarcazione e il protagonista di questa sera, che vedremo anche sul grande schermo grazie anche alla partecipazione del visionario, andò disperso, non si seppe più nulla di lui. Era Andrea Romanelli. Con noi c'è il figlio Tommaso Romanelli. Buonasera Tommaso, ben arrivato e grazie per essere con noi. Ti puoi accomodare? Sì, prego. Ognuno di voi tra l'altro ha un microfono. E poi c'è un altro personaggio, perché è veramente personaggio anche lui con la P maiuscola. E possiamo dirlo, è con noi, ha 81 anni e ha un passato ricchissimo di emozioni e ricchissimo di esperienze. Poi non riusciremo a raccontarle tutte perché non c'è tempo per farlo, però le più significative, le più importanti. Alpinista, è originario di Sappada, quindi figuriamoci se la sua passione principale non poteva essere legata alle montagne. Però a un certo punto della sua vita, pensate, il destino, grazie o per colpa di un passaggio mentre stava facendo appunto l'autostop, gli venne spiegato, gli venne descritto un arnese che veniva utilizzato in mare. Si appassionò, gli venne chiesto, era giovane, molto giovane, di partecipare a un'iniziativa che aveva a che fare comunque con un'immersione. Accettò e da lì cosa fece? Si appassionò al mare, si appassionò all'acqua, ordinò un kit, come quelli che spesso noi ordiniamo all'IKEA,
Si costruì da solo a Sappada la sua prima imbarcazione e con questa imbarcazione attraversò l'oceano. E con noi Antonio Nino Solero. Ben arrivato Nino, ti chiamerò Nino per tutta la serata. Qui c'è anche il tuo microfono. E ormai lo sapete, per chi ci conosce, che da un po' di tempo ci affianca anche un altro personaggio del nostro territorio, un cantautore che esplora tutti gli ambiti che noi andiamo ad affrontare con la sua musica e con la sua lirica, e lo fa in modo davvero egregio. Poi tra l'altro all'interno della cartellina troverete anche una poesia di Pierluigi Cappello, altro grande testimone della nostra regione. Alla fine sarete anche chiamati a cantare. Vi abbiamo lasciato il testo per agevolare anche questo vostro intervento. Signore e signori, con noi Piero Sidotti. Piero, allora, prima di lasciarti la parola, però era giusto che ci foste tutti e tre sul palco, faremo vedere il nostro solito e consueto video introduttivo per calarvi ancora meglio, come dicono i giovani oggi, nel mood, nella modalità della serata. C'è una terra dove le montagne sfiorano il cielo e il mare abbraccia l'orizzonte. Una terra che parla di radici profonde e di orizzonti sconfinati. Il Friuli Venezia Giulia è un luogo dove la passione diventa forza, dove le sfide sono un modo per conoscersi, per sentirsi vivi. Qui il vento racconta storie di uomini e donne che hanno saputo guardare oltre, trovare il coraggio dentro di sé e partire. Sono storie di mare e di montagna, di viaggi e di ritorni. Sono i racconti di chi non ha mai smesso di sognare, anche quando il mondo intorno sembrava fermarsi. Come Tommaso Romanelli, che ha trasformato la memoria del padre Andrea, velista scomparso in mare, in un racconto di speranza e di appartenenza. E come Nino Solero, che ha attraversato l'Atlantico in solitaria con una barca costruita a mano, spinto dalla curiosità e dal coraggio di chi non accetta confini. Giovedì, prima di tutto, nasce da questa terra e da questo spirito. La voglia di condividere esperienze vere, di riscoprire quei valori che spesso la nostra società dimentica. Il coraggio, la determinazione, il legame con la propria comunità. In ogni incontro, in ogni voce, in ogni racconto c'è l'eco di questa appartenenza. La voglia di fare un passo avanti e di ritrovare insieme la bellezza di un territorio che continua a ispirare. E rinnovo quindi il benvenuto ai nostri ospiti. Piero, ora lasciate la parola, qualche nota introduttiva ai capolavori che ci farai ascoltare. Capolavori è forte. No, allora intanto ringrazio molto Banca Prima Cassa che mi dà sempre questa opportunità di fare questo esperimento che è nato un po' per gioco, ancora appunto un po' di mesi fa, che mi avevano chiesto se avevo delle canzoni in base alla parità di genere, poi ho detto no, però posso scriverle appunto. E quindi ogni volta mi trovo a scrivere una canzone, una o due o tre canzoni sull'argomento sulla tematica che appunto sulla tematica scelta da Banca Prima Cassa. E appunto questa volta ho trovato come diciamo elementi, come parole chiave diciamo della serata, il mare, il viaggio, l'appartenenza e la passione, no? E ho pensato che una parola poteva anche racchiudergli, che è il parto sia come sostantivo, cioè la nascita, e anche il parto come verbo, voce del verbo partire, nel senso che da un parto poi parte sostanzialmente un viaggio, e sostanzialmente il mare è il mare del grembo materno, da un mare molto tranquillo, poi dopo il bambino si trova proiettato nel mare della vita un po' più insidioso forse. E per affrontare questo mare però gli viene dato un veliero molto attrezzato, un veliero con tante scialuppe di salvataggio, con un equipaggio molto rifornito, e poi via via che gli anni passano, via via che veleggia gli anni della vita, perde sempre più sicurezze, sempre più punti di riferimento, le scialuppe sono sempre di meno, e man mano che però si trova sempre più nudo, non è detto che questa situazione sia fuorviera solamente di cose brutte. E allora questa canzone, che si chiama Parto, devo usare il testo perché l'ho appena scritta appunto.
E non sapevo che sarei arrivato nudo in un posto freddo e strappato da un vento cieco con dentro un lamento amplificato dal mio spavento. E non sapevo perché ora era fuori quel mare che in altri tempi era dentro e aveva onde giganti insidiose ed era un confine di inizio o di fine. E non sapevo perché quel respiro, perché sentivo dei suoni ovattati mentre guardavo le ombre abbaglianti degli invitati ai miei primi momenti, ai miei vagiti, ai respiri ed ai pianti, mentre davanti tutti i presenti erano festeggianti per me. Non lo sapevo che la forza e il coraggio erano dentro alla fine del viaggio, che non avere nessun salvataggio fissa lo sguardo al miraggio. Non lo sapevo perché non lo vedevo, ma mi proteggevano tutti dal buio. Ero al sicuro ma con tanto peso che non mi muovevo e io non lo sapevo. E nai na 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 nai na na nai nai na nai na na nai na nai nai na nai na na nai nai na na nai nai na na. Poi non sapevo che il mare era inverno fuori dal porto del grembo materno e non sapevo come navigare e non sapevo la strada da fare e non sapevo che sarei partito con un veliero per me costruito, con in omaggio un grande equipaggio e tante scialuppe di salvataggio, ma non sapevo che avrei affrontato un mare sia calmo che tanto arrabbiato e navigato l'insidia degli anni attraversando tempeste d'affanni e perdendo sempre più equipaggio e ogni scialuppa di salvataggio. Però non sapevo che sarei stato leggero. Non lo sapevo, però mi accorgevo che più mi spogliavo più mi ritrovavo felice nudo sempre più leggero sopra il mio veliero. Non lo sapevo, però poi mi accorgevo che più mi spogliavo più mi ritrovavo felice nudo sempre più leggero sopra il mio veliero, sempre più leggero. E nai na nai na na nai na na nai nai na nai na na nai na nai nai na nai na na nai nai na nai nai na na. Non lo sapevo, però poi mi trovavo felice nudo e sempre più leggero sopra il mio veliero, sempre più leggero. Nai, 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 nai. Grazie a Piero Sidotti. Tommaso, un film che hai presentato lo scorso anno, un film che appunto avrà un seguito, avrà una storia, perché so che parecchi festival lo vogliono proiettare. Stasera ne vedremo 3 spezzoni, non integralmente, quelli che si è pensato possono rappresentare al meglio anche il tuo stato d'animo e la tua decisione forse di realizzare questo film, no? Un'idea che è nata quanto tempo fa? Dunque, intanto grazie di avermi chiamato, sono molto felice di essere qui con Antonio Nino, che ho conosciuto da prima sui libri, nel senso che ha fatto questa regata nel 79, quindi per me era insomma, un nome noto e poi è molto bello incontrarlo e poi non dimostra assolutamente gli anni, cioè è stupefacente, cioè ha vissuto gli anni 70, cioè una cosa notevole. E dunque, quando è nato il film durante il Covid nel 2021, 2020, la prima ondata, ero a casa, ho ritrovato queste videocassette che ho iniziato a guardare, che non avevo mai visto, che sapevo essere appartenute a mio padre, ma che non sapevo di avere. È stato molto complesso proprio logisticamente perché non avevamo più il lettore di videocassette funzionante, quindi sono andato a recuperarlo
le ho messe su e ho capito cos'erano abbastanza presto. Ho capito che erano insomma, le ultime immagini di mio padre prima che scomparisse nell'Atlantico, perché erano le immagini di quest'ultima traversata con partenza da New York, durante la quale la barca su cui si trovavano si era ribaltata. Perché era consuetudine comunque registrare, no? Quello che Per loro succedeva. sì, per loro sì. Diciamo che mi ha suscitato un enorme stupore, ovviamente, rivederlo in delle immagini video, perché non avendo ricordi è stato un po' come un primo incontro. E da lì ho iniziato a sentire un'esigenza di sapere di più, un'esigenza di trovare altre immagini e di provare a capire quelle emozioni connesse a quelle immagini cosa significassero. E anche abbastanza presto ho pensato di farne un film, perché da quando ero piccolo volevo fare un film, non trovavo una storia che valesse la pena raccontare, mi sembrava sempre così di dover aspettare, e lì con quelle immagini, essendo stato un grande molto appassionato di cinema, avendo visto tanti film, anche documentari, ho pensato che quelle immagini dovevano stare all'interno di una storia e che sarei dovuto che soltanto io potevo raccontare e mettere insieme, ecco. Quindi così è nato, e poi c'è stato un lungo percorso che è stato composto di tanti incontri con l'equipaggio, con la parte di famiglia dal lato di mio padre con cui non avevo un rapporto, con i progettisti, con tutte le persone con cui dopo questo trauma non si era sviluppato un rapporto, che ho riaperto per fare delle domande, essenzialmente. E il film racchiude questo percorso di Quindi ricerca. per te avviare questo film era avviare un nuovo capitolo vero e proprio della tua vita, conoscere quello che ti era stato raccontato dalla mamma, e che però di fatto appunto ti sfuggiva alla memoria perché eri tanto piccolo. E così hai capito anche quale potesse essere il carattere di tuo papà, la tempra, il bene che gli volevano i suoi collaboratori, i suoi amici. Poi anche Nino racconterà di un aneddoto molto particolare che, pensate, Tommaso ancora non lo sa, glielo voleva svelare prima, a me Nino l'aveva raccontato, ho detto no, raccontiamolo dopo in diretta. Probabilmente neanche la moglie, che è qui presente in sala, sa di questa cosa, che proprio racconta quale fosse il carattere di Andrea, quale fosse la sua gentilezza. E quindi ti sei trovato a fare i conti anche con un gergo tecnico, con una serie di esclamazioni che per te erano estremamente difficili anche da interpretare. E di questo Sì. per capire, ti sei avvalso anche della collaborazione di chi effettivamente quella regata la compì con tuo papà. Sì, no, assolutamente. Cioè, prima non ho detto che ovviamente le prime domande le ho fatte a mia mamma, e non ero abbiamo sempre parlato di mio padre, ma non ero solito fare domande, e quindi da lì ho iniziato a farle anche a lei. Però poi c'è stata questa apertura verso il mondo a cui lei non appartiene, o comunque di cui non ha dimestichezza, che è il mondo della vela, che è un mondo molto concreto, anche molto maschile per certi versi, almeno solitamente. E quindi per me è stato importante capire che cos'era quel mondo, perché anche in queste registrazioni ovviamente c'era riferimento a un gergo, tutto a un gergo tecnico, a una serie di questioni che mi erano totalmente strane. E poi ho anche ritrovato le barche, cioè sia la barca su cui mio padre ha fatto l'Atlantico per la prima volta nel 93, che è la stessa barca che ha vinto l'edizione del 79 a cui ha partecipato Nino. Sia la barca su cui è successo l'incidente, che è Fila, cioè la barca che fu varata un anno prima, nel 97, su cui poi Giovanni l'anno dopo del Giro del Mondo l'anno dopo l'incidente ha vinto il Giro del Mondo. Ritrovando queste barche c'era, come dire, un elemento concreto che si aggiungeva a questo archivio di immagini, e quindi ho scoperto questa testimonianza materiale con la quale mi sono trovato a confrontarmi. E mio zio Marco, anche lui qui presente, aveva ricomprato questa barca dell'inizio e ce l'aveva fuori dall'acqua, e
il suo obiettivo era di metterla in acqua, quindi ci siamo dedicati anche a questo insieme, e per me è stato ed è ancora una sorta di apprendistato al mondo concreto della barca, in senso ampio. Parli di elementi, ce n'è uno in particolare, no? L'ironia della sorte. Tuo papà era progettista e brevettò, comunque inventò un sistema che avrebbe potuto salvargli la vita. Il paradosso proprio, perché fu lui a inventarlo, però non ne fece ricorso. Sì, ovviamente quando... allora, la vela... faccio un'introduzione. Certo. La vela open, poi correggimi se dico delle inesattezze. La vela open, che sarebbe la vela oceanica, prevede che la competizione non avvenga solo su barche tutte uguali, ma che ci sia una cosiddetta box rule, che vuol dire delle determinate caratteristiche di lunghezza, di peso, di stabilità, all'interno del quale si deve stare, ma poi c'è libertà al disegnatore. Quindi vince non solo il più bravo navigatore, ma anche la squadra che costruisce la barca più avanzata. Mio padre era un ingegnere aeronautico, andò in questo importante studio in Francia, che era però uno studio di architetti, e portò delle grandissime innovazioni che mi hanno spiegato molto nel dettaglio, che non starò qui a ribadire, se volete poi possiamo parlarne. Però la cosa essenziale è che la barca deve andare il più veloce possibile, ma deve essere anche sicura. E mio padre, a quanto mi hanno detto, era uno molto attento agli aspetti che riguardavano la sicurezza, quindi aveva pensato a questo boccaporto di emergenza a poppa, dal quale si poteva rientrare sia che la barca fosse dritta che se fosse invece rovesciata. E fu poi un'innovazione che introdussero su tutte le barche oceaniche di lì in poi. Ed è abbastanza ironico il fatto che proprio da quel boccaporto alla seconda navigazione su quella barca lui non è riuscito a rientrare e invece il suo compagno sì. Quindi abbiamo dato quel titolo del film perché sopra questo boccaporto avevano scritto No More Trouble, proprio a ricordarsi. No More Trouble significa Mai più problemi. mai più problemi, proprio a segnare, a esorcizzare questa... La sicurezza. Esatto, a ricordare questa innovazione nella sicurezza, e anche ad esorcizzare il peggiore dei casi, che però poi è avvenuto. Quindi sì, è un caso abbastanza assurdo. Nino, quando tu seppi di questa cosa pensasti? Sapevi di questo progetto appunto del tuo allora collega e che non riuscì a salvarlo? In effetti io non sapevo che Andrea avesse questo programma, avesse intenzione di partecipare ad una non regata, ad un tentativo di record. Quindi il tentativo di stabilire il tempo minore tra tutti quanti quelli realizzati a vela e su un percorso dagli Stati Uniti fino all'Europa, alla Francia probabilmente. Quindi non lo sapevo. Però avevo molta conoscenza e molta stima dei due fratelli Romanelli, perché lo zio Marco ha navigato con me nell'anno 82, credo, da Genova fino a Gibilterra. È stato bravissimo. Avevo un altro friulano che poi ho perso di vista, ma eravamo insomma un gruppo di giovani affiatati e anche motivati. Andrea l'ho conosciuto poi, l'ho conosciuto con anche la soddisfazione di sapere che un italiano mi ha battuto nella traversata che ho fatto sulla barca di 6,5 metri in solitario, quella dove Andrea ha ottenuto risultati molto brillanti. Quindi si è creato un rapporto di stima e di simpatia. Quando ho saputo dell'incidente sono rimasto malissimo, perché il mondo della vela è un mondo strano, un mondo che crea grandi amicizie, a volte crea anche forti rivalità.
Con i Romanelli ho sempre avuto un ottimo rapporto, di grande stima e di affetto. Per me erano i ragazzini, perché tra loro e me la differenza di età è significativa. E vuoi che racconti l'episodio? No, no, Oppure... aspetta, Ah, quello aspetta, dopo, quello la teniamo d'accordo. per dopo. No, vorremmo capire invece, perché prima ho detto solo velocemente lo spunto che ti ha fatto sposare poi il mondo velico, no? Tu facesti l'autostop, salisti a bordo di un'auto, dovevi tornare da Udine verso Sappada, no? Esatto, sì. E, Correva l'anno? correva l'anno 1970 e un giovane mi ha dato un passaggio e ho visto che aveva un pugnale appeso al cambio della R4, che era una macchina col cambio sul cruscotto. Un pugnale, lo guardo, secondo me potrebbe essere un pugnale da sub. Gliel'ho chiesto e lui mi ha detto sì, sì, stiamo organizzando un esperimento a Cavazzo di vita subacquea, se vuoi vieni a trovarci, ti presento il direttore del programma, ti presento gli altri partecipanti. Così ho fatto, mi hanno offerto di fermarmi, mi sono fermato e ho vissuto un mese sott'acqua a Il Cavazzo. progetto si chiamava Atlantide, non so se qualcuno se lo ricorda. 2 anni fa la RAI l'ha richiamato parlandone quando appunto fosti ospite su un'altra manifestazione e quindi consisteva nel provare che l'uomo potesse stare per almeno 15 giorni immerso nell'acqua, in questo caso nell'acqua del lago di Cavazzo. Effettivamente tu ci rimanesti un mese, Perché tu facesti io 2 turni da 15 ho giorni. fatto da collegamento tra il primo e il secondo gruppo. L'obiettivo era quello, intanto medico, avevamo un'assistenza medica che è molto seria, molto attenta, con dei medici sommostratori che venivano a trovarci, farci i prelievi, elettrocardiogramma. E poi era anche un obiettivo di questo programma capire se l'uomo impegnato in una situazione di particolare impegno, quindi sott'acqua, fosse riuscito a mantenere un ritmo di lavoro in immersione per lunghi periodi di tempo, perché allora si parlava della programmazione di città subacquee, città ovviamente è una parola impropria, ma di strutture subacquee per operatori subacquei, per operai destinati a lavorare sott'acqua. Perché? Perché se si va a certe profondità, il tempo di permanenza che si può dedicare all'immersione è molto breve e lo si paga con tempi di decompressione quando si ritorna in superficie molto lunghi, quindi diventa, non è più conveniente, è troppo impegnativo per l'uomo e poco redditizio per chi deve investire in operazioni del genere. E abbiamo fatto questo tentativo di capire la dinamica che nel tempo si verifica se si lavora sott'acqua. Quello che posso dire è che la nostra efficienza, dal primo giorno all'ultimo, è sempre rimasta costante, anzi è andata un po' a crescere perché acquisendo esperienza eravamo in grado di fare lo stesso lavoro in tempi più brevi, ripetitivo però indicativo della capacità dell'uomo di resistere a lungo e sempre in efficienza fisica. Purtroppo di questo esperimento abbiamo pochissima letteratura in senso di testimonianze sia fotografiche che video, avevamo recuperato qualcosa però riproducendolo ovviamente su un grande schermo perde la definizione e non valeva la pena farvi vedere qualche immagine. E, certo, L'ho spento, no. no, Ma sott'acqua in che senso? Cioè avevate delle bombole? No, c'erano delle strutture subacquee, diciamo 2 cilindri di 8 metri circa per 2 metri di diametro, ancorati sul fondo del lago di Cavazzo, ancorati a 12 metri di altezza o di profondità in questo caso, su un fondale di 22 metri. Perché a 12 metri? Perché se uno si immerge e non supera i 12 metri può restare a tempo indefinito e risalire senza bisogno di fare lunghe decompressioni. Però noi uscivamo ogni giorno, andavamo 2 volte al giorno a lavorare a 22 metri e quindi quando abbiamo terminato il nostro ciclo di lavoro abbiamo dovuto fare lunghe decompressioni proprio per evitare l'embolia gassosa. e andò tutto bene perché sì.
lo Sì, puoi sì, testimoniare. assolutamente. Sicuramente sì, un esperimento pionieristico, no? Perché non ce ne furono molti altri all'epoca, ce ne fu forse un altro prima, Nino. Ci furono i francesi con Cousteau, gli americani anche, forse i russi, ma per scopi probabilmente militari. Il nostro, che però era iniziato l'anno prima, ma l'anno prima è stato fatto un esperimento meno completo, meno strutturato. C'era bisogno di suscitare curiosità per poter continuare, e quindi il primo anno è stato una specie di iniziativa promozionale per il programma successivo, quello che abbiamo poi realizzato noi. Bene, fatto sta che da lì Nino ordinò, non c'era eBay, però il kit per costruirsi la prima barca. Da alpinista capì che la sua seconda grande passione potesse essere proprio quello della vela o comunque quello del mare. Torneremo poi, Nino, su una dichiarazione che ha fatto Tommaso, perché ha detto, e anche in questo tu sei stato antesignano, secondo me, che il mondo della vela era prevalentemente maschile, ma tu anche lì hai scardinato un pochino i programmi. Prima però, cosa dici se lanciamo il primo spezzone? Ci anticipi qualcosa, Tommaso? Non saprei cosa. È Cosa l'inizio. vedremo adesso? Sono i primi minuti del film. No, Bene. non anticiperei niente. Ok, allora chiediamo alla regia se è pronta. Buona visione. Richiamo i miei ospiti sul palco. E questa era la vita quando erano a bordo della barca a vela. Senti Tommaso, tu per soldini non hai mai provato un sentimento contrastante, diciamo così? No, beh, io non ho mai provato grande rancore, però diciamo che un po' l'ho ereditato, dirò solo questo. Nel senso che ovviamente è una questione molto complessa, in cui ci sono delle responsabilità oggettive. Io sono molto convinto che mio padre fosse molto consapevole di quello che faceva e dei rischi, e quindi anche responsabile, corresponsabile. Però insomma, è una questione molto difficile, non c'è mai stato un corpo, non c'è mai stato ritrovato, non c'è una dinamica chiara perché si trovava al timone di notte, la barca si è ribaltata, non c'è una manovra standard da compiere dopo che è caduto in mare. Cioè, io mi sono molto molto legato a Giovanni, cioè è una persona per me molto cara, e quando l'ho incontrato ho trovato una persona che ha sofferto tantissimo, quindi diciamo che ho molto empatizzato anche. Si vede che è una persona che ha perso un amico, un migliore amico in mare, cambiandosi di turno. Quindi questo ha guidato per me sia lui che tutte le altre persone, cioè ha guidato un po' l'incontro, vedere queste emozioni passate condivise, questo trauma condiviso per me è stato motivo di grande, insomma, li ho sentiti vicini, e tutto il resto è andato un po' in secondo piano, però insomma di sicuro non sono emozioni semplici da gestire e da affrontare, però tendenzialmente è un amico, e non c'è rancore, non c'è rabbia, non c'è. E quando l'hai intervistato, ma anche adesso si evince, hai capito che tipo di amicizia potesse esserci, che legame profondo, anche per avventurarsi comunque in esperienze così, come dicevi tu, c'era la consapevolezza anche del pericolo, no? Perché certe situazioni in mare, poi ce lo racconterà anche Nino, spesso risultano indomabili. Sì, no, beh, sicuramente ho trovato in Giovanni un'ambizione che non avevo mai visto e che probabilmente, immagino, mio padre condivideva con lui.
proprio una determinazione a fare la barca più veloce del mondo e portarla più veloce di chiunque altro mai attraverso l'oceano, che è una cosa che ho subito istintivamente sentito vicino, ed è una cosa credo molto rara. E poi c'è anche proprio un'intesa della vita, cioè perché questa ambizione può portare a essere molto arroganti, invece non è così, cioè è semplicemente una necessità, c'è una passione molto grande che spinge a voler fare cose grandi, e questa l'ho trovata. E poi anche è una questione proprio cioè uno lo fa per portare avanti la scienza in generale, cioè non lo fa per come impegno sociale, anche impegno comunque, sì, insomma. o comunque esatto, con un intento non di superare gli altri, ma di fare qualcosa nel miglior modo possibile per avanzare l'umanità in senso Certo, ampio. il progresso è anche Esatto. questo, che discorso. Quindi questo è sicuramente qualcosa che ho ritrovato. Grazie Tommaso, quindi tanta passione, determinazione, precisione anche e conoscenza. Tu invece Nino sei partito un po' più allo sbaraglio, diciamolo, perché hai ordinato un kit che poi chi poteva garantirti che fosse effettivamente così efficace ed efficiente da consentirti di affrontare una traversata oceanica. Però tu impavido l'hai fatto, quindi hai assemblato i pezzi in quel di Sappada e poi ti sei imbarcato. C'era tanta passione, c'era tanta determinazione, c'era sicuramente però meno, diciamo, ingegneria, no? Non c'era quello di cui ci ha parlato adesso Tommaso, non avevi un Romanelli a bordo con te che potesse appunto renderti ancora più competitivo. L'hai fatto solo con questa grande passione e ce l'hai fatta. In un'occasione, non fosse per i francesi che hanno fatto i furbetti, saresti arrivato primo. Qui stiamo mescolando esperienze diverse. Sì. I francesi, perché mi sta ancora sul gozzo. Per quello te l'ho chiesto subito. Io ho fatto 14 traversate oceaniche e 4 delle quali, andiamo un po', 1, 2, 4 delle quali in regata. C'era una regata, adesso non si corre più, con partenza da Casablanca e arrivo in Guadalupe, organizzata dai francesi e molto frequentata. La prima edizione ha visto 80 imbarcazioni alla partenza e io, che stavo facendo un trasferimento dall'Italia ai Caraibi, una barca che avrebbe dovuto fare charter, mi sono iscritto e non pensando di poter ottenere risultati da un punto di vista agonistico significativi, ho deciso di imbarcare un equipaggio di sciatori azzurri. Forse qualcuno si ricorderà, Fausto Radici era uno slalomista di classe internazionale, ha vinto Coppa del Mondo e correva con occhio solo. Poi c'era un altro ex azzurro a bordo, Zande Giacomo Renzo, poi c'era una sciatrice ex azzurra, Roberta Quaglia, poi una guida alpina maestro di sci, poi un maestro di sci allenatore, un equipaggio non di marinai, ma di gente tosta, gente col senso della disciplina e del proprio compito. Rispetto all'impegno che ti è stato dato, lì era assoluto. Gente estremamente efficiente. Conoscevano la navigazione, anche se non da professionisti, comunque gente non sprovveduta. Noi ci siamo ritrovati, dopo le Canarie, ad essere in testa e a circa una settimana dall'arrivo eravamo abbondantemente in testa. Ci ha preso una bonaccia che è durata 7 giorni. Bonaccia, Quindi, non c'era vento, cioè. Esatto. Completamente assenza di vento. Giocavamo, Fausto Radici, l'ex azzurro, si tuffava dalle crocette, rischiando anche di infilarsi sui candelieri. I candelieri sono quei tubi che reggono i cavi di sicurezza. E quindi passavamo il tempo così perché non c'era vento. C'era una barca francese in 25esima posizione, perché avevamo i contatti radio con gli organizzatori, i quali si trovavano in 25esima posizione a circa
280 miglia da noi dietro, 280 miglia, 500 chilometri. In 7 giorni hanno recuperato questo distacco e ci hanno dato altre 100 miglia, il che è impossibile, anche perché si sono infilati in mezzo a tutta la flotta che stava davanti a loro e che restava ferma mentre loro viaggiavano. Cioè, impossibile senza motore. Impossibile senza motore, certo. Noi avevamo i motori sigillati, per modo di dire, cioè la leva dell'invertitore, del cambio, diciamo, era stata sigillata, per cui innestando il cambio, chiamiamolo cambio, l'invertitore, il sigillo si sarebbe rotto, a meno che il sigillo non fosse stato montato male, cosa probabile perché questi francesi stavano recuperando su di noi perché era loro intenzione ritirarsi, solo che quando si sono accorti che i sigilli erano ancora intatti hanno continuato, siamo arrivati primi noi, vabbè, noi siamo arrivati secondi comunque, ma ufficialmente hanno vinto questi imbroglioni. Io ho detto ok, questa volta è vostra, tra 2 anni ci sarà la seconda edizione, bene, mi iscrivo con una barca che nemmeno a motore riuscirete a battere, così è stato. Ho dato 1 giorno e mezzo al secondo e ho vendicato l'affronto, perché è stata veramente una cosa molto brutta che ci hanno fatto. Effettivamente ho mescolato un po' di cose, no? Però era bello partire da qua. Molto affascinante, e secondo me qualcuno in sala non ci crederà, la tua traversata in solitaria con la tua barchetta. Quanto era lunga, Nino? E dove dovevi infilare le gambe quando ti mettevi sotto? Allora, la barca era lunga 6 metri e le gambe le barche hanno uno spazio vivibile all'esterno, si chiama pozzetto. Sono 2 panche generalmente chiuse, nel senso che all'interno in genere ci sono gavoni e in quelle panche io invece infilavo le gambe perché all'interno c'era spazio per stare seduti e niente di più. Per dormire dovevo allungarmi dentro il pozzetto sotto i sedili del pozzetto. Altra caratteristica di quella barca, non aveva motore. Questo dirà poco, solo che immaginatevi di trovare davanti ad un porto dal quale sta uscendo una nave, tu non hai motore e non hai vento e la nave non sa che tu hai questi problemi, bene, le probabilità di non rivedere il giorno dopo sono molto alte. E io sono partito da Imperia, sono andato in Venezuela facendo tappa in Spagna, Canarie, Caraibi, Venezuela e sono ritornato d'inverno, che è il periodo in cui non si ritorna mai dalle Americhe, perché è il periodo del tempo duro, dell'inverno, che in mare diventa molto duro. E quella è stata veramente un'impresa che mi ha visto arrivare sano, salvo, ma perché probabilmente molto fortunato. Dopo quanti giorni, Nino? Allora, la traversata di andata dalle Canarie ai Caraibi 34 giorni, il ritorno da Antigua, dai Caraibi al Portogallo 44 giorni. Può essere forse curioso sapere quanto pesavo a fine traversata. Eh sì, anche perché hai dovuto limitare le scorte da portare via. Poi ho dovuto anche buttarne via perché tutte le uova che avevo preso erano marce e quindi non c'era più possibilità di rifornirsi durante il viaggio. Io sono alto 1,86 m, ero 87, adesso quasi, adesso peso 82 kg. A fine traversata in Portogallo mi sono pesato, ne pesavo 63. Questo potrebbe forse far capire che non è stata una passeggiata. E non c'erano telefonini, non c'erano strumenti, cioè proprio completamente in solitaria e solitudine. Sì. Ma non ho mai sofferto comunque la solitudine. C'è persone che non riescono a sopportare se stessi, io con me sto molto bene. Vai molto d'accordo con te stesso. E come si diceva prima, lo diceva Nino, però l'ho fatto capire anche Tommaso, e per forza in mare nascono dei rapporti di profonda amicizia o anche di grande rivalità, no? Come evidenziava Nino.
Evidentemente tra Andrea e tra Nino era nata una grande amicizia. C'è un aneddoto, quello di cui parlavamo prima, che questa sera verrà raccontato in anteprima e tutti ne verranno a conoscenza, non prima però di aver visto il secondo spezzone del film. Quindi ancora una volta buona visione. È stato Parla tu. troncato male, mi spiace. Sì, è stato tagliato, tranciato, però insomma proprio sul più bello che ha scatenato insomma in ognuno di noi delle reazioni. Un uomo di poche parole, ma da grandi gesti, Nino. Uno in particolare lo dedico a te. Andrea, quel gesto, quell'aneddoto del quale dobbiamo parlare. Certo. Posso subito. È arrivato il Allora, momento. Il mare ti mette a contatto con le persone con le quali puoi trovarti in grande simpatia e sintonia, oppure anche in difficoltà e in situazioni di rivalità. Spesso c'è molta invidia anche tra i personaggi del mondo della nautica, specialmente agonistica. Con i Romanelli, perché io ho iniziato a frequentare famiglia Romanelli avendo dato spazio a bordo, avendo invitato a bordo per un trasferimento da Genova fino a Gibilterra lo zio. Poi sono arrivato ad incontrare il padre e abbiamo sempre mantenuto un rapporto di stima reciproca, di simpatia. Quando il padre, con quella barca che avete visto in manutenzione, diciamo, con lo scafo in legno, è una barca che aveva già 12 anni, forse più, di vita e che aveva vinto l'edizione della Mini Transat alla quale avevo partecipato io. Quando lui è riuscito facilmente, anche a dire la verità, a battere il mio risultato, a piazzarsi meglio di me, mi ha fatto molto piacere, perché ho detto vabbè, mi ha fregato, ma mi ha fregato un amico. Però ovviamente se c'è la possibilità di rifarsi, uno si rifà. E mi sono trovato probabilmente nel 97 o 98 a fare una regata che si corre ogni anno in Adriatico, si chiama 500x2, 500 miglia, circa 900 chilometri, da Caorle, Sansego, un'isola della Croazia, Tremiti, Sansego ancora e ritorno a Caorle, più o meno 5 giorni. Io correvo con una barca, un monotipo, si chiamano Joda, erano barche del Giro d'Italia, e anche Andrea con Marco correvano con lo stesso tipo di barca, quindi eravamo alla pari. Avevo come compagno di regata la mia compagna di allora, una ragazza molto tosta, anche se non molto abituata al timone, perché qualche volta aveva anche timonato, ma non molto. Quindi siamo partiti con un po' di fatica. Il viaggio, la regata è durata circa 4 giorni e mezzo, 5. L'ultima notte io ho avuto la fortuna di trovare del vento abbastanza favorevole e mi sono ricongiunto alla flotta che stava davanti a me. Era l'alba, c'era ancora molto scuro, e vedevo una barca che mi sembrava simile alla mia, a una distanza di un centinaio di metri. E poi da questa barca vedevo che piombavano fogliettini di carta incendiati in mare, no? Poi altro fogliettino di carta incendiato in mare. Alla fine siamo riusciti addirittura a comunicare a voce ed era Andrea con Marco che mi avevano riconosciuto e quindi ci siamo scambiati i saluti in questa maniera. È stato un incontro molto particolare e imprevisto. Poi cosa succede? Che il mare a volte ti favorisce, a volte no. Io mi trovavo a 100 metri da loro, quindi vicinissimi. Loro erano leggermente più avanti, ma più verso sud. Io ero più verso Trieste. E piatta assoluta, le barche ferme tutte e due. A un certo punto arriva un refolino, ma un soffio appena appena avvertibile, e la mia barca incomincia pian pianino a muoversi. A 100 metri, la barca di Andrea
inchiodata perché il refolino che arrivava da me moriva lì. Per cui pian pianino mi sono allontanato, guadagnato, sono arrivato un'ora prima a Caorle. A quel punto arrivano loro, li vado a salutare e dico all'Andrea e al Marco: ragazzi, qui lo ammetto e lo dico e ve lo confermo, ho avuto culo, perché io ho avuto il vento e voi non l'avete avuto. Però qui lo dico, ma d'ora in poi lo dirò sempre che vi ho stracciati, no? Ma era un gioco, perché quando c'è stima si può anche giocare in questa maniera. Non se la sono presa, tuo padre non si è arrabbiato. E però per salutarti ti aveva scogitato questo sistema lanciando questi foglietti infuocati, incendiati in mare che si sarebbero ovviamente spenti ed era il suo modo per dirti ben ritrovato, ben arrivato. Per farsi notare, per dire ci sono anch'io qui, no? Ed è stato un incontro molto molto piacevole. È stata l'ultima volta che ho visto l'Andrea. Perché era l'anno? Doveva essere, se non sbaglio, il 97 o 98. 97. 94 mi dicono dalla regia. Ah, eccolo zio. No. Quella volta lo so per certo perché ricordo con chi ho fatto la regata. Era il 97. Questioni sentimentali, era la fidanzata dell'epoca. A meno che Infatti. Nino non ci fosse, no? Una sovrapposizione oppure no? No, era- mai sovrapposizioni. Comunque non è stata l'unica. Ecco, tornando al discorso di prima, no? Perché appunto Tommaso dice, ma effettivamente lo era un po' tutto in tutte le attività di questo genere, la donna era un po' esclusa, no? Non era sicuramente protagonista Tommaso. No, ma io dico puramente per ragioni storiche, poi ci sono Certo. tante grandi veliste donne, però non credo che numericamente siano più i Inferiori, velisti, nettamente. i velisti uomini. Ecco, era solo Però questo. Nino era un signore e ne ha coinvolte diverse. Ho sempre creduto molto nelle donne. Qui in questa sala ci sono almeno due distinte ed affascinanti signore che hanno fatto delle cose eccezionali e sono tutte e due friulane ed è il caso che io ne parli, se non è... Ma certo, perché poi rivolgeremo anche loro un grande applauso. Abbiamo altri due ospiti importanti in sala. Nino, raccontaci chi sono. Bene, qui ne abbiamo di ospiti importanti. Allora, parliamo di donne. Qui c'è una fanciulla di San Giorgio di Nogaro. E chiediamo che- di alzarsi, ovviamente, che sia riconoscibile. eccola Si è lì, alzata. qua, alzati di... Ah, eccola. Bene. Buonasera. Si chiama Grazia. Lei ha fatto, a parte il fatto che anche lei è una navigatrice, io l'ho ritrovata mentre navigavo dalla Martinica per andare a nord, ad Antigua, dal telefono di bordo che avevo appena smesso di utilizzare io, mi arriva la voce della signora che dice: Antonio, sono Grazia, ti ricordi di me? Per caso lei era imbarcata su una nave a vela, perché 33 metri era una nave, e che stava andando in Martinica, io stavo risalendo, e per caso ci siamo sentiti. Lei andava in Martinica a farsi ricucire un tendine che si era tranciato durante la navigazione, è colpa un osterigio. Comunque... Non è passata alla storia per la navigazione, no? Ma lei è stata con il marito che è qua, il marito è americano, ed è stato un personaggio importante perché come pilota acrobatico è stato uno dei migliori al mondo. Loro sono ecologisti, hanno fatto ricerche grazie agli aerei attrezzati per andare alla ricerca di inquinamento. E che anno? 92? 89. Nell'89 sono partiti dagli Stati Uniti con un aereo che è poco più grande di una bicicletta, e con un motore alimentato a etanolo, e hanno fatto l'Atlantico. L'aereo era, credo, 6 metri di lunghezza, non di più. È stato un viaggio avventuroso, comunque alla fine sono arrivati, sono ancora qui,
e hanno ricevuto il massimo riconoscimento che lo Stato americano dà e concede a chi ha compiuto imprese memorabili, ma il pilota che ha fatto l'impresa più impegnativa dell'anno a volte viene premiato con questo trofeo. Loro due, il marito e la signora soprattutto, perché è lei che, come spesso capita, ha in mano, in pugno la situazione, si sono conquistati questo trofeo. E poi a questo punto non posso non parlare di una persona che è stata molto importante per me, con la quale ho fatto la Portofino-New York, una regata che si corre in coppia, partenza da Portofino, non stop fino a New York, e che è stata formidabile come timoniere soprattutto, e come donna in grado di non perdere mai il controllo e di non farsi coinvolgere dalle ansie. Anche lei è friulana? Di Udine, una belva come tutte le friulane. Emanuela Driussi. Emanuela, eccola. Concludo. E arrivaste secondi a questa... no? Sì, siamo arrivati secondi perché purtroppo alla partenza abbiamo avuto un danno molto grave alla barca, si era spezzata una paratia, abbiamo dovuto tornare indietro, andare a Tolone, riparare la barca, ripartire ultimi, siamo arrivati secondi, ma purtroppo il primo, che ha vinto meritatamente, si è portato a casa un trofeo in oro massiccio di circa 30 cm di lunghezza su basamento di lapislazzuli, che riproduce il ponte di Brooklyn, una vera opera d'arte, bellissimo. Beh, però insomma un dignitosissimo, direi, secondo posto ve lo siete conquistati. Non è tanto d'accordo, fosse stato il primo, vabbè, però insomma è stata un'esperienza, Nino, che ricordi come indimenticabile. Sì, anche perché Manuela, che è una gran rogna in altre situazioni, lì era impeccabile. L'unico problema che mi ha creato è questo: quando lei mi diceva ho difficoltà a tenere la barca, erano cazzi miei andare a ridurre e a riportare la barca a condizioni più maneggevoli, perché come timoniere era eccezionale. Tommaso, potrebbero essere spunti per un secondo docufilm? Molto interessante, non so che materiali, se gireravate in pellicola a bordo o se avete dei materiali di allora. Che anno era? No, ti farò conoscere comunque un'altra persona che non ho citato ancora. Si è portato una clac mica da poco, cioè noi abbiamo comuni mortali tra i nostri amici e conoscenti, Nino invece è la crème. Allora, ho qui chiamiamolo professore universitario, che è anche mi pare geologo o chimico, comunque robe complicate, che lavorava in Svizzera, dove ancora vive, che ha fatto 5 volte Cape Horn ed è andato 3 volte in Antartide, e ha realizzato almeno 3, forse più, film di notevole valore, film che hanno ricevuto riconoscimenti internazionali. Qui ci sarebbe stato benissimo. Ma è qui in sala? Penso proprio di sì, eccolo là. Però, complimenti. Tu Tommaso non lo conosci? Allora poi, complimenti e benvenuto a Giovedì prima di tutto. Però, Nino, avresti veramente tu da raccontare... E un libro l'hai scritto, no? Un libro l'hai scritto? Sì, ho cercato di essere molto onesto. Sì, non anche troppo, perché io l'ho letto, sei troppo onesto e troppo modesto anche. Ma credo che sia doveroso essere onesti soprattutto. Un grande insegnamento quello di Nino, grande testimone del nostro territorio. Quindi Tommaso, tante storie da scoprire, tu le hai scoperte appunto vedendo il VHS di tuo papà, immagino tu ti sia emozionato come raccontavi, appunto la voce forse te la ricordavi, però sentirla così è stato come rinascere un po', no? Come scoprire qualcosa fondamentale della tua vita. Così, di punto in bianco, in un periodo peraltro neanche tra i più felici, quello del Covid.
che si è rivelato invece determinante nella vita di molte persone. Nel tuo DNA c'è qualcosa di questa passione di tuo papà, di questo amore anche per la perfezione, per l'ambizione, per crescere lui e far crescere in qualche modo il sistema? Sì, sì, assolutamente. Cioè, tutto questo percorso è stato trovare esattamente questa passione e cercare di trovare la mia, cioè incontrare questa passione così grande che lui aveva e che lo spingeva ad essere lì in quel momento e a mia volta trovare la mia. E l'ho trovata facendo il film e capendo che questa era la strada che volevo percorrere. E c'è qualcosa di molto universale in questo. Quando uno racconta una storia, ovviamente deve confrontarsi con quello che c'è di universale, con gli insegnamenti che ci sono dentro che valgono per tutti. E, e quindi è stata una scoperta e lo è ancora ogni volta, nel senso che poi ogni sala è diversa, ogni incontro è diverso, essendo il racconto di un incontro eh, tra un figlio e un padre non finisce mai in realtà, cioè, ognuno di noi si confronta costantemente con il proprio padre, con la propria madre, quindi ci sono ancora in mezzo, ecco, il film è stato un passaggio necessario, utile, ma ci sono ancora molto in mezzo, nel momento in cui cerco di trovare me stesso, diciamo che questo film è stato l'inizio di quel tentativo. E pensi che andrai a cercare ancora altre testimonianze di quello che è stato tuo papà, soprattutto dal punto di vista professionale, quindi cercare figure che ancora non hai scoperto ma che ci possono essere, che possono raccontarti qualcosa in più di tuo papà e della sua passione? Ma sì, lo cercherò con un po' meno intensità adesso, perché insomma, dopo questa ricerca che è durata tanti anni, sento meno l'esigenza proprio di andare a sapere le cose specifiche, però è bello perché ogni volta si incontrano come Nino, ma come tante altre, come in tante altre proiezioni si incontrano delle persone che l'hanno conosciuto magari per un breve periodo, ma hanno un aneddoto molto divertente o addirittura mi consegnano degli oggetti, dei manufatti, delle fotografie, un cappello di paglia che era su American Express quando ha cambiato proprietario, cioè è una strana cosa, è come se fosse un archivio costantemente in espansione, un archivio sia di oggetti che di testimonianze e quindi ovviamente certo sono sempre in cerca di sapere di più, ecco. E il tuo rapporto con il mare com'è? Ma è un buon rapporto che sta crescendo. Diciamo che ho voluto partire dalle basi, perché quando, insomma, venendo a conoscenza di chi era mio padre, di come approcciava lo stare in barca, tramite mio zio, tramite Giovanni, tramite tutti i membri dell'equipaggio, ho conosciuto questo approccio, diciamo, olistico, cioè non è solo andare sulla barca già pronta e saperla timonare o saper tirare le scotte, ma è, credo, tutti i velisti oceanici devono conoscere la barca proprio nel minimo dettaglio, in ogni particolare, ogni bullone, ogni elemento deve essere assolutamente sotto controllo e quindi conoscendo questo approccio sento una necessità di imparare quell'approccio lì. Mi interessa poco saper andare in barca così la domenica, però per arrivarci, partendo praticamente insomma, da zero come mi trovavo io, ci vuole del tempo e soprattutto mio zio Marco è stato quello che si è speso di più in termini di tempo in questo cantiere dove ho imparato le basi di come si fa la resina, di come si lamina, di come funziona la fibra di vetro, come funziona il legno, da che elementi è composta una barca, come funzionano e poi anche invece sul lato della navigazione è stato più Giovanni con cui sono andato in barca tante volte, soprattutto l'estate, che è un buon maestro di pochissime parole, nel senso che insegna facendo, ma è una cosa che effettivamente si impara facendola, ecco. E quindi sicuramente voglio continuare ad andare in barca e a saper mettere le mani su una barca. Non ho ambizioni
di grandi regate oceaniche. Però diciamo. di Magari testimoniare sì, magari però- grandi eventi o grandi fatti sì attraverso la cinematografia. Ma sì, cioè potrebbe essere che farò altri film sulla vela, quello sì, però diciamo che nella mia testa almeno le vorrei tenere separate, cioè vorrei che ci fosse la vela e vorrei che ci fosse il cinema e non per forza sempre insieme come è stato in questo primo lavoro. Vediamo ancora l'ultimo spezzone del film di Tommaso. Scene e momenti che non hanno bisogno di commenti e io vi lascerei con queste bellissime immagini, con quanto raccontato da Tommaso sul padre Andrea, con il contributo dello zio, della mamma, e storie che parlano di passione, di onestà. Abbiamo sentito anche Nino di grande umiltà. Io mi chiedo quanti di voi potessero conoscere già, per esempio, Andrea Romanelli sicuramente, però anche Nino Solero. Chiedo anzi, al di là degli ospiti eccezionali di Nino, di alzare la mano chi lo conoscesse. Beh, insomma, Nino è mica pochi, un grande personaggio al quale abbiamo voluto dare risalto e che secondo noi, appunto, come è riuscito a fare Tommaso del padre Andrea, meriterebbe davvero palcoscenici internazionali per quello che con la sua passione e determinazione è riuscito a fare, tenendo sempre alta la bandiera comunque dei grandi valori del nostro territorio, motivo per cui Prima Casa ha voluto fortemente oggi questi due grandi protagonisti del nostro Friuli Venezia Giulia, come dicevo appunto, espressione di valori oggi che si rischia di dimenticare e che è bene tenere in vita grazie proprio a appuntamenti come questi. Allora, io a questo punto, prima di dare la parola a Piero Sidotti, che concluderà appunto con la musica, l'appuntamento, coinvolgendo il pubblico, aprite la cartellina per recuperare il foglio che trovate all'interno con questa poesia di Pierluigi Cappello. Chiamerei qui sul palco il nostro presidente, Marco Gasparini, che ha preso il testimone da Giuseppe Graffi Brunoro. Benvenuto Presidente, venga pure alla mia destra. Una partenza col botto, come si suol dire, col giovedì prima di tutto, con la sua leadership all'interno dell'Istituto di Credito Cooperativo. Sì, una partenza col botto. Grazie Monica, grazie Tommaso, grazie Nino. Volevo fare una riflessione con voi, stasera ho dovuto prendere degli appunti perché non sono così bravo come Monica. Molti di voi si chiederanno, ma cosa c'entra con la banca, con la nostra banca, una barca a vela e questi velisti? Che cos'è? Cosa significa? Secondo me i principi ispiratori diciamo, della nostra banca, voi sapete che le casse rurali, oltre a fare l'attività creditizia, servizi bancari, hanno anche un altro ruolo che è inserito nello statuto. Devono diffondere la cultura, devono far crescere il territorio, la sostenibilità del territorio. Questo secondo me è questi principi che noi nel quotidiano li mettiamo in pratica sono gli stessi delle storie che abbiamo sentito stasera e secondo me questo è molto importante. Ho avuto la fortuna di vedere il clip prima di voi, quindi mi sono preparato perché altrimenti era veramente difficile. Ho cercato 3 parole, tre concetti che si potevano legare con un filo, stasera si potrebbe dire con una cima passante. La memoria. La memoria non è solo ricordare una persona, ricordare le gesta agonistiche, no? Che questi personaggi hanno fatto, ma è anche un dovere della società di custodire i valori, gli insegnamenti. Deve essere stasera proprio una memoria attiva e non nostalgica. È difficilissimo stasera non avere nostalgia, no, di queste persone.
deve essere un ponte tra il passato, il presente e il futuro. È un'aspirazione che ci deve muovere ogni giorno. La seconda, oltre alla memoria, scusate, la passione. La passione è un'emozione intensa per qualcosa o per qualcuno. Stasera sicuramente andiamo a casa con un'energia positiva. Tutto quello che ci hanno raccontato diciamo, ci ha creato un'emozione incredibile. Quando ho visto il film ho pensato che forse la cosa, uno degli elementi chiavi che volevo sottolineare era quello della passione per il lavoro, perché tuo padre, questo qui non era una passione solo per il mare, era il suo lavoro, era un ingegnere, ha disegnato la barca, quindi proprio, no, per lui era un lavoro. Oggi sempre di più stiamo perdendo dei valori, non si lavora più per essere gratificati, ci sono probabilmente altri valori che vengono prima della famiglia e del lavoro, e queste serate servono a ricordare questo concetto. E per ultimo la determinazione. Avete visto le condizioni con cui navigavano. Se uno non ha passione e determinazione, queste cose non le fa. Non so quale delle tre chiavi di lettura metterei prima, secondo me sono complementari tra di loro e sono tutte paritetiche. Facciamo tesoro di tutto quello che stasera Nino, Tommaso, no, ci hanno raccontato e delle emozioni che ci hanno dato. Un ringraziamento anche a Fabrizia, alla nonna Laura e a Marco anche. Grazie mille a tutti voi. Adesso diamo un cadeau, come nello stile di Prima Cassa, una testimonianza e di affetto, appunto, di stima per quello che è stato fatto. Ci si lega sempre, grazie Marco, potevo andare a prenderlo io, ci si lega sempre al territorio, sostenere quelle associazioni che hanno bisogno più di altri di essere appoggiati anche dagli istituti di credito. E poi, sì, ecco, per la foto alziamoci, come suggeriscono la nonna e la mamma. E per Piero, questo? Per Piero Sidotti, Piero? Era già, eccolo lì. E prima ancora per Fabrizia, anche lei protagonista del film di cui abbiamo visto 3 spezzoni, No More Trouble. Venga anche lei sul palco per la foto? No, preferisce di no? Non insistiamo. E allora anche a Piero, prima della sua esibizione, un omaggio. E così facciamo una bella foto sul palco. Vediamo se ci sono... Giacomo già prontissimo. Così poi sono tutti liberi di festeggiare, perché dopo l'esibizione di Piero sappiate che c'è sempre il momento conviviale per suggellare le emozioni di questa serata. Benissimo, rimanete pure accomodati. Piero, ora anche noi tutti dobbiamo essere protagonisti della tua esibizione. Esatto. Allora, giusto dacci i tempi. Una piccola precisazione, che c'è quello estratto da una villotta friulana molto molto cara a Pierluigi Cappello, sì. Appunto, ed è stato Pierluigi Cappello che me l'ha fatta conoscere. Io ho avuto la fortuna di fare questo spettacolo su Pierluigi Cappello, dove già lo conoscevo, ma ho ancora ulteriormente conosciuto proprio a livello artistico, e con Battistone ho fatto questo spettacolo al Mittelfest l'anno scorso. E Pierluigi Cappello era proprio una persona, un poeta, per me uno dei più grandi che abbiamo in Italia, insomma, ed era un poeta che parlava del viaggio proprio, e aveva 3 tipi di viaggio che si intersecavano fra di loro, ma che erano bene distinti. Il viaggio della sua vita, lui parlava sempre nel suo romanzo autobiografico, quindi il viaggio della sua vita dove ha avuto anche delle sfide molto forti, fra cui la malattia, appunto. Il viaggio della malattia, un viaggio di conquista e di conoscenza del proprio corpo e anche di un territorio di sfida, appunto.
e peraltro lui si paragona, quando dopo l'incidente, si paragona a una deriva in mezzo al mare, no? In mezzo a un mare burrascoso, qua, subito dopo il letto dell'ospedale. Ed è stato ed è stato un malato che è riuscito a far sembrare la sua malattia, sembrava un eroe di guerra, oppure un eroe, voglio dire, di un film di Hollywood, o uno che magari faceva una traversata transoceanica, appunto, no? E poi il viaggio della penna, della letteratura, perché con la sua penna poteva essere un veliero che andava a esplorare mondi sconosciuti. Quindi questo è una piccola pezzo di una villotta molto cara a Pierluigi Cappello, e che io ho riadattato in una sorta di mantra di questo viaggiatore, lo penso un viaggiatore appunto, che canta per farsi coraggio e per avere un atto consolatorio, così. E anche il viaggio della nostra vita. Farebbe così. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. Questo dovremmo fare tutti assieme. Proviamo. Dobbiamo essere molto bravi, perché con il capolavoro di immagini che ho visto dobbiamo creare un'atmosfera, quindi molto soft e molto trasporto. Proviamo. 1, 2, 3. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. Un po' meno timidezza, ne proviamo un altro. Proviamo. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. Ottimo. Allora faccio 2 giri vuoti e poi si può entrare tutti assieme. Con sempre più entusiasmo poi si può fare anche l'ottava più alta, che è e io... Beh, insomma, lo sentirete, insomma. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce, e io tianti solamente che par consolami me. E io tianti, e non sai il sol parce,
e io chianti solamente che par consolami me. E io chianti, chianti, chianti e non sai più il sol parce. E io chianti solamente che par consolami me. Grazie. Piero Sidotti, Nino Solero, Tommaso Romanelli. Non vi ho dato la possibilità di salutare il pubblico e chiedo scusa, potete farlo ora prima che si alzino. Chiedo alla regia di accendere i microfoni. Lo sono? Grazie mille. Cosa devo dire? Grazie Ma mille. può passare. Buona serata. Ti è piaciuto? Ti sei sentito a tuo agio? Hai raccontato quello che volevi raccontare? Sì, no, molto a mio agio. Sì, Beh, il clima sono qua ormai giovedì felice. prima di tutto è di famiglia, perciò... Sì, infatti si sente una bella energia da parte del pubblico. Sono molto felice, grazie. Grazie a te. Nino, avresti potuto raccontare 1000 altre avventure, però il tempo come sempre è tiranno, come immagino anche nelle regate, in tutte le tue avventure, e ci saranno altre occasioni comunque per approfondire tutto quello che hai fatto nella tua vita. Io ringrazio tutti quanti, ovviamente, e vi dirò una cosa, il mio nome è Antonio, ma a Sappada gli amici mi chiamano Nino. Qui ho voluto che mi si chiamasse Nino perché mi sento tra amici. Sono stato benissimo con voi, spero di essere risultato interessante con i miei racconti, altrimenti mi dispiace, ma questo è quello che ho fatto. Lo sei stato sicuramente, Nino. E grazie anche Piero, ci ritroviamo a sinistra rispetto all'ingresso per un brindisi, tutti assieme. Grazie, ci rivediamo a ottobre.